Pronti? 1, 2, 3. Secondo segnale, quello valido. Achela Palferm sopravanza Afrodite B. In terza posizione, a un paio di lunghezze abbondanti, Audrey F precede Al Capone Stecca che si ritrae avanti a Juan Bros. 200 metri iniziali in 14,9 dopo l'avvio da fermo. Achela Palferm in vantaggio su Afrodite B. Le due separate da una lunghezza, un filo abbondante. A una quindicina di metri rimane Audrey F. 28,8 i 400 metri iniziali da parte della leader Achela Palferm, che continua a comandare. Al passaggio davanti alle tribune una fila indiana allungata, alle sue spalle da vicino la segue Afrodite B, poi Audrey F che torna sotto, quindi Al Capone Stecca alla retroguardia estrema Juan Bros. 57,5 il giro iniziale da parte di Achela Palferm, che continua a comandare nei confronti di Afrodite B. Completamento del chilometro nell'ordine dell'1,12 da parte della battistrada, che a metà della dirittura opposta continua a scandire il tempo ritenuto opportuno dal proprio interprete. Si scrolla di dosso Afrodite B quando si è all'imbocco della piegata finale. L'errore di Audrey F, che finisce squalificata. Metà della piegata finale con Achela Palferm in fuga da Afrodite B, poi Al Capone Stecca, la dritta arrivo con Achela Palferm in largo vantaggio. Afrodite riaccostata da Al Capone Stecca nel tratto conclusivo. Achela Palferm che vince in canter davanti a Al Capone Stecca. Al terzo termina Afrodite B, 28,8, 28,7, 28,3, 28,8, 1, 12,3 con avvio dai nastri alla tedesca per il ritorno al successo della figlia di Maharaja. Achela Palferm, salvo cintura, il train di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Giro Alfa, ovviamente in cost to cost da un capo all'altro. Il numero 3 sul tabellone al primo posto, al secondo il 6 di Al Capone Stecca, non meno di una quindicina di metri a separare i due sul traguardo. Andiamo a rivedere e riapprezzare il secondo posto di Al Capone Stecca. Al terzo Afrodite B, 3-6-2 l'arrivo della nona.